È il termometro della fame di lavoro della crisi che colpisce l'imprenditoria siciliana. Il caso arriva da Gela, dove alla gara di appalto da 550.000 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria di una scuola media all'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo si sono presentate ben 116 imprese siciliane. Alla fine ne sono state ammesse solo 106, per un importo a base d'asta di poco più di 340.000 euro. Per la cronaca, l'aggiudicazione provvisoria, nell'attesa di eventuali ricorsi, è andata a una ditta di Agrigento, che se l'è aggiudicata con un ribasso del 25,687%. I lavori di ristrutturazione prevedono il rifacimento del tetto, dei pavimenti, degli infissi e la revisione degli impianti elettrici. È certo un grande segnale di malessere economico-finanziario e occupazionale che investe in questo momento storico la Sicilia. È soprattutto un settore, quello edilizio, un tempo portante della nostra economia. Una situazione di impasse più volte denunciato dall'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili, che punta l'indice anche sui tanti lacci e lacciuoli della burocrazia che non consentono alle imprese siciliane di spiccare il volo e soprattutto di poter competere con quelle nazionali ed europee. Una boccata d'ossigeno è data dallo sbocco dei fondi europei per proseguire nella realizzazione dell'autostrada Siracusa-Gela, un motivo di speranza sottolineano i vertici regionali dell'associazione, che tuttavia contestano il fatto che anche stavolta i lavori saranno affidati ad un general contractor. Secondo l'ANCE Sicilia sembra che ormai si vogliano realizzare le poche infrastrutture che vanno in porto esclusivamente con questo sistema di affidamento che, scavalcando le regole e i controlli delle gare d'appalto con procedura aperta, nei fatti si traduce nella morte delle imprese locali che sono essenzialmente medio-piccole. Infatti i general contractor uccidono le imprese locali prima praticando tariffe da fame e poi non pagandole, così l'intera ricchezza viene trasferita fuori dalla Sicilia. È un problema gravissimo che l'ANCE Sicilia affronterà anche lunedì prossimo con l'assessore regionale alle infrastrutture Pier Carmelo Russo, nell'incontro da lui convocato con le associazioni di categoria sui bandi tipo e sull'applicazione della legge regionale sugli appalti dello scorso anno, soprattutto in materia di ribassi e fideiussioni.